50 anni di noi, Laila e Piero, bene? Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. 50 anni di matrimonio con Piero, un riassunto di 50 anni, cosa? Ma guarda, potrei fare presto, però oggi in effetti è stata un po' la giornata del ricordo e dalla mente sono passati veramente tanti momenti belli, bellissimi e qualcuno un po' così triste, ma non siamo la famiglia del Mulino Bianco, perciò rappresentiamo quello che è la normalità di tutti. Allora, l'alchimia per arrivare a 50 anni di matrimonio, poi con un affiatamento così, l'abbiamo sempre detto, Piero e Laila sono un corpo unico, chi vi conosce sa che effettivamente essendo un corpo, un'anima sola. Qual è l'alchimia per superare 50 anni, che naturalmente ci sono alti e bassi, ci sono momenti straordinari come momenti di grandissima difficoltà? Ma guarda, nella vita penso che bisogna prendere le cose anche un po' con leggerezza. Quando si vede che stanno prendendo una piega diversa, basta avvicinarsi al partner, sorridergli davanti, disarmarlo un attimo e dargli un bacio. Allora, quanto è importante aver avuto un complice, non dico neanche un marito, un complice come Piero, perché so che tutte le scelte che hai fatto Piero ha sempre condiviso. Nel bene e nel male hai ricevuto critiche, ciò nonostante sei sempre andato avanti a testa alta. Quanto è importante aver avuto Piero vicino a te? È importantissimo perché insieme abbiamo sempre condiviso tutto, sia le scelte buone che quelle che non sono riuscite bene, oppure come dici tu anche le critiche, perché fanno parte della vita. Però ci siamo o consolati o riso insieme. E i prossimi 50 anni che festa farete? E intanto abbiamo 50 anni di tempo per pensarci. L'importante è arrivarci. Complimenti comunque. Grazie. Siete un grande esempio. Beh, non lo so. Io dico sempre che anche per i giovani, per carità, non lo so se siamo un esempio, però l'essere famiglia e l'essere uniti è la cosa più importante. Grazie Laila. Grazie a te. La nostra vita, la nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita.